Prendiamo posto, mi scuso per il ritardo con i presenti e con gli ospiti, a cominciare dall'amico Roberto Ciambetti. Chiamiamo anche i colleghi che possano prendere posto. Grazie. Allora faccio prima le cose di rito. L'annunzio: dichiaro aperta la seduta 333 del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei consiglieri alcune copie del processo verbale 329. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana il Presidente della Regione Fedriga, che è in missione a Roma. Oggi cominciamo con un punto all'ordine del giorno a me caro, insomma, ringrazio coloro che si sono adoperati perché questo Consiglio regionale dedicasse una commemorazione ufficiale nella seduta obbligatoria prevista dallo Statuto del 1° febbraio in relazione alla commemorazione della tragedia di Zool. Per questo noi abbiamo raccolto una eredità e una sensibilità che gli amici del Consiglio regionale del Veneto, per questo ringrazio sia il presidente amico Roberto Ciambetti e il consigliere Barbisan, che già da alcuni anni hanno portato all'attenzione della loro comunità questo triste evento. Noi avevamo programmato di poterlo fare già alcuni anni fa, poi la questione della pandemia ci ha un po' rallentato, però con grande piacere siamo riusciti a inserirlo nel Consiglio regionale del 1° febbraio. È una tragedia quella di Zurt che ha riguardato molti cittadini che provenivano da comunità del Veneto e che erano, così come succedeva in quei tempi, emigrati in ricerca di fortuna in Francia, in Belgio, in Sud America, negli Stati Uniti, in Canada. Molti dei nostri cittadini per cercare fortuna avevano seguito queste vie in giro per il mondo. E questa vicenda ha riguardato però anche alcuni cittadini che provenivano dalla nostra regione. In questo caso saluto le delegazioni degli amministratori presenti in aula e gli ospiti che in qualche modo abbiamo ricordato. E segnatamente questi 8 cittadini provenivano da Pagnacco, da Travesio, da Cassacco, da Buia, da Tricesimo, da Viano, da Caneva. E allora ci sembrava importante, proprio su sollecitazione di chi ce l'ha proposto, che ci fosse una commemorazione anche in Friuli-Venezia Giulia che ricordasse queste vittime, ma ricordasse la tragedia complessiva della migrazione di quegli anni, che ha creato tante difficoltà, sofferenze, ma anche tanti esempi di grande emancipazione, perché i nostri migranti del mondo sono arrivati in condizioni umili, ma hanno saputo testimoniare i valori profondi della nostra regione, raggiungendo in molte realtà posizioni politiche, imprenditoriali, culturali di grande spicco, a testimonianza che insomma erano portatori sicuramente di una condizione umana particolare, ma di un sistema di valori e di identità che ha fatto successo anche in quei territori. Però ci sono anche le situazioni di grande lutto, di grande tragedia, così come questa di Sur, come quella di Marcinelle, come altre ce ne sono. Però questa è la prima volta che la Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda questi 8 corregionali deceduti e insomma credo che sia, una restituzione in qualche modo a una memoria, comunque a persone che rappresentavano in quei territori momenti complicati e difficilissimi la nostra regione, i nostri valori, la nostra identità, le nostre
capacità. E ho voluto in questa, oltre gli amici del Consiglio regionale del Veneto, ho voluto che oggi insieme a noi ci fosse la signora Renza Bandiera, che ha costruito una ricerca, un libro su ISUR, e che ha anche diciamo così, prodotto un piccolo video che poi noi vedremo, che ci introdurrà nelle questioni di questa tragedia, e rendendo onore a quelli che sono i nostri corregionali, le loro famiglie, la loro tradizione, la loro storia. Ma ho voluto anche la presenza del presidente dell'Associazione Veneziani del Mondo, il signor Moretto, e dell'amico Loris Basso, presidente di Fiumi del Mondo, perché insomma anche loro testimoniano una ricerca filologica e anche molto precisa, non solo sul sostegno della migrazione ormai di seconda, terza o quarta generazione, ma anche una ricerca delle motivazioni dell'inizio della migrazione, perché c'è la necessità di creare un filo, non si può andare per salti, e il filo nasce da queste condizioni, dalle difficoltà, dalle tragedie e anche da, come ho detto prima, delle condizioni di successo che testimoniano in qualche modo le capacità che in questo caso posso accomunare in maniera fraterna le genti del Friuli Venezia Giulia e le genti venete che hanno vissuto, ecco, credo lo stesso destino. Chi è stato motore, ringrazio, adesso ci darò la parola, per questa iniziativa è stata la consigliera Maddalena Spagnolo, che si è fatta promotrice, sensibile, accorta, di proporre alla Presidenza questa celebrazione, che ha trovato anche in qualche modo poi la condivisione, perché appunto abbiamo trovato nel corso di questo percorso una collaborazione con persone, a cominciare dal Presidente Ciambetti, col quale insomma la consuetudine è profonda, non solo come collega alla Presidenza del Consiglio del Veneto, ma come Presidente dei Presidenti dei Consigli regionali, per molti anni capo delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni, insomma, e tante altre cose. Lo ringrazio ancora ulteriormente. Darei la parola al consigliere Spagnolo per introdurci brevemente nell'iniziativa e poi continueremo con gli interventi. Prego, consigliere Spagnolo. Grazie, Presidente. Durante gli anni 30 il governo francese promosse la realizzazione di grandi opere volte ad aumentare la produzione di elettricità necessaria all'approvvigionamento delle industrie legate alla produzione bellica. La compagnia idroelettrica dei Pirenei aveva progettato la costruzione, nella valle di Vic Dessau, di un sistema di numerosi bacini idrici, con lo scopo di fornire il necessario apporto idrico alla centrale idroelettrica di Pradier, a sua volta fondamentale per le fabbriche di alluminio a valle. Il progetto relativo ad ISUR prevedeva di convogliare le acque in un bacino di circa 1600 metri tra le cime di Tristagni e Fourcade, ostruendo il letto del torrente Atier grazie alla costruzione di un'imponente diga, 46 metri d'altezza, 162 di lunghezza, 30 di larghezza alla base e 4 in sommità, con una capacità di 7,25 milioni di metri cubi d'acqua. Alla fine degli anni 30, con la guerra ormai alle porte, il completamento dei bacini idrici divenne cruciale per i francesi. Il governo, pertanto, autorizzò la compagnia idroelettrica dei Pirenei ad assumere numerosi lavoratori stranieri e fu così che tra il 1937 e il 1940 i cantieri impiegarono 349 lavoratori, di cui 180 francesi, 107 italiani, 39 spagnoli, 18 di Andorra, 2 polacchi, 1 svizzero. Alcuni vennero assunti localmente, altri, soprattutto italiani, con contratto di lavoro di alcuni mesi. Molti erano giovani ed avevano lasciato le proprie famiglie nei paesi d'origine. La costruzione della diga di ISUR fu segnata nel 1939 da un drammatico incidente. Verso la fine di marzo, sui Pirenei francesi, iniziò ad abbattersi una tempesta di neve particolarmente violenta, che costrinse le maestranze ad interrompere le attività di cantiere. La mattina del 24 marzo, attorno alle 7:30, le condizioni meteorologiche peggiorarono ulteriormente. La bufera era così violenta che riuscì a scardinare i tetti di 2 edifici adibiti ad alloggi per i lavoratori, in gran parte occupati da italiani, seminando devastazione e terrore fra gli occupanti. Morirono così 31 persone, 29 delle quali italiane.
Le operazioni di soccorso avvennero in condizioni proibitive. Le prime squadre arrivarono sul luogo del disastro molte ore dopo e furono in grado di portare a valle solo i feriti e alcuni dei corpi dei deceduti. Gli altri erano ancora dispersi. Le loro salme vennero recuperate diversi giorni dopo, grazie all'aiuto dell'81esima compagnia del Reggimento di Fanteria Alpina di Montpellier. I resti dei 29 italiani furono tumulati nel cimitero di Vic-Dessau. Le famiglie non avevano i soldi per riportarli in patria e la compagnia non volle farsi carico delle spese. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i corpi vennero riesumati e collocati in una fossa comune per far spazio ai caduti dell'esercito francese. Sull'accaduto è poi subentrata la trascuratezza ed infine l'oblio. Questa dimenticanza può essere imputata alla situazione politica subentrata con l'Italia, nonché ai lunghi anni di guerra che ha provocato centinaia di migliaia di vittime. Ciò nonostante, la memoria della tragedia riemergerà dopo 64 anni grazie al ricordo mai venuto meno di alcuni anziani del luogo e in particolare della famiglia del sindaco di Auzou, Jean-Pierre Ruffet, il quale, con l'Alleanza Franco-Italiana di Tolosa ed altri importanti collaboratori, hanno dato vita nel 2002 all'associazione Ricordate Isù, che organizza dal 2003 manifestazioni biennali in onore di queste vittime italiane. Vi sono state indimenticabili manifestazioni alla memoria nelle vallate di Vic-Dessau. Vi è stata la celebrazione italiana promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale Veneto ed oggi abbiamo per la prima volta nella nostra regione, ed è una grande emozione aver potuto promuovere questa iniziativa, l'onore di celebrare la memoria dei nostri connazionali e dei nostri corregionali nella celebrazione promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per la celebrazione odierna ed a tutti coloro che sono oggi presenti, che dimostrano un profondo senso di solidarietà e di condivisione umana, prendendo parte a questo doveroso e commovente tributo alla memoria di questi emigranti, di questi figli della nostra terra che hanno perso la vita per lavoro in una terra straniera. Grazie. Grazie alla consigliera Spagnolo. Anch'io mi associo, come ho fatto all'inizio, al saluto e al ringraziamento per chi è presente, specialmente per il signor Ruffet, fondatore e presidente dell'associazione Sovietois d'Isù, ricordate Isù, a cui va il ringraziamento per aver contribuito a far scoprire questa vicenda. Prima di dare la parola al consigliere Barbisan, però ci terrei a nominare i corregionali deceduti del Friuli Venezia Giulia. Umberto Braida di Travesio, Aurelio Del Fabbro di Pagnacco, Giuseppe Giampaoli di Pagnacco, Ercole Gregoruti di Cassacco, Vincenzo Pezzetta di Buia, Settimo Serbosini di Tricesimo, Vincenzo Tassan Caser di Aviano e Carlo Zat di Caneva. Chiederei all'Aula un minuto di raccoglimento per loro e per tutti coloro che persero la vita in quel drammatico giorno. Grazie. Adesso cederei la parola al consigliere Barbisan del Consiglio regionale del Veneto, che è stato il trade union tra l'iniziativa che è stata proposta dal Consiglio regionale e il sistema poi organizzativo che ci ha portati a questa commemorazione. Prego, consigliere Barbisan, se può tirar fuori lì. Perfetto, grazie. Sì, grazie Presidente. Da parte mia un ringraziamento veramente di cuore per aver
accettato, per aver organizzato questa giornata di ricordo sull'immigrazione che appunto ha colpito il nostro Paese come altri Paesi negli anni bui della fame, dei bisogni, delle malattie, dell'anteguerra, insomma. Un ringraziamento alla consigliera Spagnolo perché appunto parlandoci ancora prima del Covid è stata sensibile e ha detto porto avanti questa attività di ricordo. Volevo anche ringraziare gli amici francesi perché non è facile, si sono fatti i classici 1300 chilometri per venire qua e onorare ancora una volta questa gente, i migranti italiani che sono morti in Francia, morti nel modo che si è già detto, praticamente una disgrazia, norme di sicurezza, insomma, di quegli anni. Adesso non voglio mettermi a disquisire, ma questo era il sistema di lavoro. Bastava lavorare, bastava guadagnare, portare a casa, mandare a casa ai familiari quello di cui per sopravvivere. L'alleanza franco-italiana che ho conosciuto, allora, io per lavoro giravo là negli anni 90, inizio anni 90, ho conosciuto l'alleanza franco-italiana, i loro dirigenti, adesso qua da noi c'è l'ingegner Mario Canciani con altri amici che saluto veramente di cuore per aver fatto appunto questo tragitto in macchina per venire ad assistere a questa cosa. Non possiamo non ricordare Alain Clerc, che era il presidente che è deceduto un paio di anni fa, e il motore dell'alleanza franco-italiana, il cavalier Bruno Grotto. L'Italia lo ha insignito appunto al titolo di cavaliere, proprio in onore di quello che ha portato avanti per ricordare quello che è il lavoro degli italiani fatti in Francia. Cioè, ricordate, l'alleanza franco-italiana dice, la sostanza è: cari francesi, grazie che ci avete accolto, che ci avete permesso di lavorare, che ci avete dato di che sostenerci, ma noi italiani in qualche modo abbiamo contribuito alla grandezza, al contributo della società francese. Nel giro di Tolosa le più belle ville sono state costruite dalle mani di Bruno Grotto e dei suoi diciamo, amici, dei suoi colleghi. Ricordate, Souviens du jour, ricordate, nasce appunto su questa disgrazia e Jean-Pierre Ruffet, che è qua con noi, che saluto di cuore veramente, merita davvero un plauso perché potevano benissimo lasciar stare, dimenticare. La cosa era morta oramai da 50 anni, 60 anni, perché se facciamo 20 anni fa sono 84 anni, sono già 60 anni che la cosa era morta, dimenticata. Viceversa si sono attivati per andare a trovare diciamo, i documenti, trovare questa gente e poi assieme all'alleanza franco-italiana cercare le famiglie in Italia alla quale hanno contribuito gli amici che sono qua a fianco a noi come rappresentanti dei veneziani del mondo, delle associazioni nostre. E qua poi è venuto fuori quello che è emerso oggi nel cimitero di Vic de Saux. Chi ha la volontà di andarci, di magari passarci nei Pirenei, sono bei paesetti, paeselli di montagna, caratteristici, tipici, e c'è la lapide a ricordo, c'è un monumento a ricordo di questa disgrazia. Io mi fermo perché poi c'è la Renza Bandiera che ha costruito, diciamo, questo manoscritto che è diventato un libro sulla tragedia
e quindi la cosa rimane, diciamo, ai posteri e rimane a chi se lo vuole acquistare. Ultimissima cosa, il 24 marzo di quest'anno ci sarà la commemorazione anno 84 appunto nella valle dei Pirenei, nella valle di Isur. Ecco, là ci sono vari paesi. Jean-Pierre Ruffet è stato sindaco anche di Ausat, oggi mi pare non sia più lui sindaco, ma in qualche modo attivo in quella valle. Grazie Presidente. Grazie al consigliere Fabiano Barbisan anche per il suo impegno personale alla riuscita e alla valorizzazione e il ricordo dei morti di Isu. Do la parola alla signora Renza Bandiera, che è autrice proprio del volume Isu e che ci racconta come lei ha vissuto il disvelamento di questa vicenda, di come l'ha scritto sul volume, e poi lancerà anche un breve video di testimonianza di questi avvenimenti. Prega, signora Bandiera. Grazie. Non vi parlerò specificamente della tragedia di Isurt, che l'avete poc'anzi udita anche dalla dottoressa Spagnolo, ma della genesi singolare di questo libro che ne narra la storia, perché questo libro è stato creato essenzialmente in onore di queste vittime, a ricordare queste vittime, non più di tanto e non ai fini commerciali. Quindi inizio che nulla accade per caso, in quanto ogni azione tende verso determinati fini utili e la realizzazione di questo libro su Isurt risponde in pieno alle ragioni generate dalla casualità. Tutto ebbe inizio durante una cena con un gruppo di ospiti francesi in quel di Jesolo, quando si parlò della necessità di tradurre in italiano uno scritto sulle vicende di questa tragedia. Spinta da un impulso di incauta solidarietà, mi offrì volontaria. La storia mi era nota, avendo partecipato ad alcune celebrazioni di ricordate Isurt sui luoghi del disastro nei Pirenei, ma ancora non sapevo ciò che mi attendeva dietro l'angolo, dopo la precipitosa decisione. Fatto è che 1000 volte mi pentii di quel lavoro che si rivelò oltremodo impegnativo a causa dei nomi sbagliati o inesistenti, delle situazioni inesatte o mescolate sottosopra e molto altro ancora che vi risparmio. Fu un periodo che mise a dura prova la mia buona volontà, dalla quale non potevo e non volevo retrocedere. Forse fui sostenuta dalla mia caparbietà friulana, che esigeva il rispetto degli impegni intrapresi, e non di meno dalle spalle di amici sinceri su cui potevo riversare le mie inquietudini. Amici che devono volermi molto bene, perché sono tutti qui presenti oggi. In seguito mi si presentò l'opportunità di partecipare ad un concorso letterario internazionale promosso da un ente filantropico statunitense di origine italiana, in collaborazione con una casa editrice veneta. Il concorso, dedicato ai dispatriati, ovvero all'emigrazione di lavori all'estero, era alla sua prima edizione nel 2016 e la storia di Isurt si era rivelata centrale nel contesto delle opere inedite selezionate. Con una bozza di sintesi sulla narrazione della tragedia, vinsi a Roma il premio di Spatriati, che comportava la pubblicazione e divulgazione del libro in tutte le regioni d'Italia. Un traguardo notevole che offriva alla vicenda di Isurt la possibilità di una diffusione allargata. Iniziai così il lavoro di stesura di un libro inedito che richiedeva ricerche dettagliate sugli eventi accaduti, la verifica dei nomi forniti che spesso risultavano inesatti, la composizione del racconto, la ricerca sui paesi di origine delle vittime ed altri particolari. Nell'insieme si trattò di un lavoro di grande pazienza, ma anche di cuore, laddove il racconto storico si fondeva con il dolore e la compassione. Spero di non commuovermi ora. Ciò accadde quando giunsi all'acme della tragedia che prendeva vita nel manoscritto sotto l'azione della penna. Un manoscritto su cui le lacrime cadevano involontariamente
e si mescolavano alle parole. Io ero là, con gli operai, totalmente medesimata nel dramma che si stava compiendo in Isurte e ne condividevo ogni attimo. Coglievo il gelo e la violenza della turbinosa bufera che strappava i letti dalle baracche più esposte. Vedevo i letti volare in aria scagliati a decine di metri di distanza. La strage provocata dai cumuli di ghiaccio e macerie risucchiati dal tornado e poi lasciati ricadere sulle baracche scoperchiate, a seppellire coloro che le occupavano. Ma il peggio doveva ancora accadere. Con la disperata ricerca dei propri amici o parenti sepolti in una montagna di neve ghiacciata e di svariati detriti. Sì, io ero là con loro, quando tutti si davano il turno per scavare con gesta disperate tra le macerie, nonostante il congelamento delle mani dopo solo un quarto d'ora al contatto con la neve glaciale. E se i miei occhi lacrimavano mentre scrivevo, il mio cuore pregava per loro. Un disastro che provocò 29 vittime italiane. Vittime del lavoro? No. Vittime della guerra, ormai prossima sotto il cielo d'Europa. E il sacrificio che fu loro richiesto venne compensato con l'emarginazione in una fossa comune nell'angolo del cimitero di Vic-des-Saux per oltre 60 anni, in attesa che qualcuno si ricordasse di loro. Il filosofo del Seicento, Baruch Spinoza, asseriva che noi sentiamo e sappiamo di essere eterni. Se ciò è vero, allora posso davvero credere alla chiamata di questi esseri abbandonati a se stessi. Una chiamata che produsse la nascita dell'associazione Ricordate Souviens-toi Isurte nel 2002, la collocazione di una statua ad memoriam nel cimitero di Vic-des-Saux e un bassorilievo nella piana della tragedia ad opera di uno scultore veneto. La stipulazione di 2 gemellaggi, Morsano al Tagliamento, con Tarascon sur Ariège, per il Friuli Venezia Giulia, e Querovas e Osat Vic-des-Saux per il Veneto. Le numerose commemorazioni di questi ultimi 20 anni in Francia, organizzate da Ricordate Souviens-toi d'Isurte, dalle Allianz franco-italienne e dall'Associazione Veneziani nel Mondo, con il contributo della provincia di Venezia e della regione del Veneto. La realizzazione sofferta di un libro ad essi dedicato, la cui storia, oltre ad essere stata presentata nelle fiere del libro di Torino e di Roma, è finita sui banchi di scuola di 30 studenti della scuola secondaria di Monterosso Grana in Piemonte, che conta 3 vittime, come studio sull'emigrazione. Una storia oggi presente anche nelle biblioteche più significative delle province venete colpite dalla tragedia. E se oggi siamo qui ospiti della regione Friuli Venezia Giulia, è certamente per rispondere ancora una volta a questa loro chiamata. Io vi ringrazio dell'ascolto. Grazie. Grazie alla signora Renza Bandiera per anche il trasporto e l'emozione che traspariva anche a tanti anni di distanza, raccontando come ha scritto il libro e come questo libro l'ha legata profondamente a questi fatti. Ma per avere anche un'immagine di quello che successe a Isur, prego la regia di mandare in onda questo breve filmato che ci introduce anche con le immagini a questi avvenimenti.
Sì, pronto, ecco sì. Qui siamo nella piana di Zurt e vedrete le baracche. Poi pian piano le altre montagne fan lo stesso come buone compagne. Poi la valle s'accende un incanto, più vi guardo, più vi ammiro e più canto. Poi pian piano le altre fanno un coro di luce d'amore. Mondi del sole. Era un must a Ezurt dover cantare quel pensiero. Sì, sì, le baracche, vedete le baracche, ciò che è rimasto delle baracche. Dovete sapere che il canto Va pensiero di Verdi è sempre stato un must, un doveroso, richiesto dai francesi del luogo. Ogni manifestazione Zurt bisognava cantare Va pensiero. Sì, crollate completamente. Questa è la diga di Zurt, naturalmente. Ti preghiamo.
Qui siamo nella chiesa di Vic de Sceaux. All'ombra di questo campanile vi è il luogo dove riposano le salme dei 29 italiani. Il signor Ruffet in prima linea, il cimitero di Vic de Sceaux. Questo lo conosco. La sfilata con le corone di fiori da portare al cimitero. Terminato. Grazie. Bene, facciamo un applauso, grazie. Che il filmato ci ha proiettato in quei territori per esaltarne la memoria, ma anche per partecipare fisicamente, insomma, se non di presenza, ma almeno attraverso un video, a Isù. Adesso darei la parola al signor Moretto, Bruno Giuseppe, ex presidente o presidente, insomma, dell'Associazione Veneziani del Mondo. Prego, signor Moretto. Grazie. È un'emozione per me essere qui presenti e vi ringrazio tutti, ringrazio lei Presidente, ringrazio tutti i signori consiglieri per questa manifestazione. Porgo anch'io un caro benvenuto e un saluto particolare agli amici che sono venuti dalla Francia, che testimoniano che questa manifestazione la sentono anche loro come noi l'abbiamo vissuta quando si è iniziata questa avventura dopo 60 anni di oblio. Quindi la presenza di Jean-Pierre Ruffet, presidente che ha in qualche modo svolto il ruolo, interpretando il pensiero della propria madre, di non dimenticare questa tragedia. È un'avventura che ancora oggi è, e se verrà mantenuta, questo è merito dell'associazione Ricordate che lui ha fondato. E non meno importante è il ruolo che ha avuto l'Alleanza Franco-Italiana del Midi-Pyrénées, affiancando l'associazione Ricordate perché siano interpreti di una tragedia che è stata da troppo tempo dimenticata. Ma di tragedie sul lavoro ce ne sono molte, di cui un ruolo particolare e molto importante le ha avuto le associazioni. Se partiamo dall'Unità d'Italia, la prima che ricordiamo è quella del 1882, con l'inaugurazione del tunnel ferroviario di San Gottardo. Un lavoro durato 10 anni, partito 10 anni prima e completato nel 1882 per 15 chilometri. La linea ferroviaria aveva questa distensione. Oggi superata sicuramente dalla nuova inaugurata nel 2016, che ha ben 57 chilometri di scavi. Dicevo che in quella tragedia sono morti o deceduti o gravemente feriti 847 persone, tutte dimenticate, fra le quali anche diverse che provenivano dalle nostre terre. E non è giusto, secondo me, non ricordare queste persone. Un'altra tragedia sul lavoro è avvenuta negli Stati Uniti, a Monongah, nel West Virginia, dove anche lì, nelle miniere, sono morte 362 operai, dei quali 171 erano italiani. Un'altra tragedia è avvenuta subito dopo, nel New York, nell'incendio di una fabbrica dove si facevano vestiti
La presenza più importante era quella femminile. Sono morte 146 persone, delle quali 123 donne, ben 37 erano italiane. Nel 1913 la tragedia mineraria di Dawson negli Stati Uniti, nel New Mexico, deceduti 263 minatori, 146 erano italiani. 10 anni dopo, nella stessa miniera, persero la vita 123 lavoratori, dei quali 20 erano italiani. Poi veniamo alle tragedie degli anni 40. Voi, come Consiglio regionale, più volte avete ricordato la tragedia dell'Arsia e credo che questo sia un'attenzione che è giusto non dimenticare. Una tragedia, Arsia all'epoca era italiana, quindi non si può dire una tragedia all'estero. Oggi sì la possiamo dire perché quella terra non è più italiana. Anche lì 185 minatori hanno perso la vita. E veniamo al 1956, che un po' segna lo spartiacque della sicurezza sul lavoro con la tragedia di Marcinelle. 262 minatori deceduti, avvenuta l'8 agosto di quell'anno, 136 erano italiani, 7 erano friulani. Ed è giusto ricordare queste persone, che sono Ferruccio Pegorer di Azzano X, Pietro Basso di Fiume Veneto, Lorenzo De Santis di Flaibano, Ciro Piccoli di Povoleto, Ruggero Castellani di Ronchis di Latisana, Armando Zanelli di San Giorgio di Nogaro, di cui si è fatto una manifestazione particolare in quella località, e Mario Buratti da Udine. Nel 1965 invece abbiamo avuto un'altra tragedia sul lavoro ed è quella di Mattmark, dove si stava costruendo una diga e lì nel cantone dei Grigioni svizzeri, lì sono morte 88 persone, 88 operai, dei quali 55 italiani. La maggior parte di questi erano della provincia di Belluno, ma anche il Friuli Venezia Giulia ha lasciato traccia di questa tragedia con la perdita di Specogna Luciano e Cecon Alessio di Torreano di Udine ed Eccellia Mario di Cormons. Ecco, in tutto questo, non meno importante anche dal mio punto di vista, sono le molte altre tragedie dimenticate, ma che sono vive e soprattutto per una regione come il Friuli Venezia Giulia, dove se pensiamo alla Transiberiana, quanti sono i deceduti, ed è questo secondo me un elemento importante da meditare, che sia il caso di fare una ricerca per dare dignità, perché hanno perso la vita e molto probabilmente solo i loro familiari hanno pianto questa disgrazia, mentre le istituzioni, pur essendo state vicine, non sono riuscite. C'è una miriade di libri che un po' riportano queste tragedie, però un condensato sul quale piangere ancora non c'è. Dico questo perché un ruolo particolare e molto importante le ha avuto le associazioni degli emigranti. Se queste tragedie ancora si ricordano è perché le associazioni le hanno fatto vivere e molto probabilmente anche molte istituzioni si sono affiancate per non lasciarli soli. E questo è un dovere sociale, un dovere umano, un dovere alla memoria. In questi giorni parliamo molto nel ricordo. Abbiamo celebrato la giornata del ricordo. Pochi giorni fa ne avremo una dell'esodo dei Giuliani, un ricordo. Il ricordo è un qualche cosa che deve appartenerci, perché la storia la si fa con il passato, la si vive il presente, ma si deve proiettare il futuro. E il futuro è quello che le associazioni di volontariato in questo caso hanno avuto un ruolo, non sempre riconosciuto, ma chi l'ha fatto con la passione, l'ha fatto con la gioia di dare un qualcosa perché rimanga per se stesso, ma anche per gli altri.
e va un grande merito ai grandi amici francesi. Citavo Jean-Pierre Ruffet, ma assieme a lui c'è Jacques Andretta, anche lui un emigrato, i suoi genitori sono partiti da San Donà di Piave, però abbiamo anche l'ingegner Canciani, il quale assieme all'Associazione dell'Alleanza Franco-Italiana ha avuto un ruolo veramente significativo nella ricostruzione della tragedia di Lizurd. L'Alleanza Franco-Italiana aveva creato addirittura nel nostro territorio 4 ambasciatori, i quali hanno avuto il compito di contattare tutte le famiglie dei deceduti per poter poi insieme invitarli a una celebrazione che 2 anni dopo è stata fatta. Ecco, per dire il ruolo che ha avuto questa associazione e soprattutto il grande ruolo, il grande merito va all'associazione Ricordate, che assieme all'Alleanza Franco-Italiana ci permette anche di essere qui oggi. E quindi nel ringraziare voi do testimonianza di una sensibilità che deve essere non solo umana ma deve essere anche strategica, perché questo ruolo del non dimenticare mai diventi una giornata significativa da qui in avanti anche per questa istituzione. Ricordare la tragedia di Lizurd, ma ricordare anche le altre tragedie, magari dedicando pochi minuti, ma che dà il senso che la politica si riappropria anche del passato per viverlo il presente e per lasciare un messaggio per il futuro. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie Presidente Moretto anche per lo sforzo che avete fatto a ricostruire una catena di lutti che tratteggia comunità e cittadine della nostra Italia con un tributo di morte finalizzata al lavoro che non dovrebbe avere come punto di fine la morte, ma la vita. Do la parola al Presidente Loris Basso per l'Ente Friuli del Mondo, altra associazione che molto si occupa di storia, di ricerca e di proiezione al futuro. Prego, Loris. Grazie Presidente dell'invito a rappresentare l'emigrazione friulana, a rappresentare anche tutte le associazioni che stanno rappresentando e mantenendo i contatti con questa migrazione. Ovviamente un grande saluto ai consiglieri e agli amici francesi. Dal 2001, per iniziativa del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, è stata istituita la Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo, per ricordare ed onorare i tanti caduti sul lavoro fuori dai confini nazionali e valorizzare il contributo sociale, economico e culturale dei lavoratori italiani all'estero. La data scelta è stata quella della tragedia di Marcinelle, l'8 agosto. Quell'8 agosto del 1956, quando uno scoppio della miniera di carbone nel sobborgo operaio di Charleroi in Belgio procurò la morte di 262 minatori, 136 dei quali italiani, come si diceva, di quei 7 corregionali, una delle più grandi tragedie dell'immigrazione friulana. La manualità e la laboriosità dei nostri corregionali è sempre stata apprezzata all'estero. Ad esempio come l'inizio dei primi anni Novecento, dove iniziò l'epopea di oltre 300 friulani nel grande sogno russo, la costruzione della Transiberiana. I nostri scalpellini del Gemonese e delle Val d'Arzino erano esperti nella lavorazione della pietra e pertanto ricercati in quanto le maestranze russe non ne avevano le competenze. Molti non sono più rientrati. Lavori pesanti, di tanto sacrificio ma anche ingegno, senso di sacrificio e passione per il lavoro per sostenere la famiglia rimasta nella piccola patria, ma che sono stati capaci di trasformare tutto questo in valore che li rende onore in tutto il mondo, dall'America Latina al Canada, dall'Australia all'Asia. Sono stati capaci di farsi accogliere, integrarsi, farsi rispettare e dimostrare quanto l'ingegno degli uomini di questa terra possa fare la differenza, purtroppo anche a costo della vita. A distanza di quasi 84 anni dall'altrettanto drammatica tragedia del lavoro di Lizurd, siamo qui riuniti, su impulso della Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, per commemorare e rendere omaggio ai 29 cittadini italiani deceduti in Francia sui Pirenei, 8 dei quali friulani. A nome dell'Ente Friuli nel Mondo, che ho l'onore di rappresentare, che è stato costituito
nel 1953, 10 anni prima di questa regione, proprio per dar voce e mantenere i contatti con tutti i nostri immigrati, e a nome anche di tutte le altre associazioni regionali rappresentative dei corregionali all'estero, desidero estendere il più alto ringraziamento al Presidente Piermauro Zanin e alle organizzazioni promotrici di questa iniziativa, che rappresenta sul solco del tracciato a livello nazionale non solo un gesto di profonda attenzione istituzionale e sociale verso le vittime rimaste nell'oblio fino al 2002, ma anche un momento nuovo di profonda e convinta riflessione su questioni cruciali e sempre d'attualità su scala europea come il lavoro, la sicurezza e l'immigrazione, che ha da sempre segnato l'identità dell'Italia e anche lo stesso processo dell'integrazione europea. Oggi più che mai è importante ricordare, oggi che l'Italia è tornata ad essere terra di partenza per tanti giovani in cerca di una vita dignitosa e allo stesso tempo si trova assieme all'intera Europa ad essere meta e luogo di passaggio per molti altri migranti in fuga dai paesi colpiti da fame e dalle guerre. Oggi che purtroppo sul lavoro e chi del lavoro si continua a morire ancora come quel lontano 24 marzo 1939. La sorte delle vittime di Zurt alla ricerca di un futuro migliore ha rappresentato un capitolo drammatico nella storia del nostro Paese, che deve restare ad esempio di sacrificio e determinazione per le future generazioni. Con questo spirito, l'Ente Friuli nel Mondo e le altre associazioni dei corregionali all'estero ricordano con gratitudine e rispetto gli uomini deceduti a Zurt e rinnovano alle famiglie i sentimenti di solidale partecipazione al loro dolore e l'impegno a preservare la memoria su questa pagina dell'epopea della nostra immigrazione e trasmetterla alle nuove generazioni. È un dovere al quale non intendiamo sottrarci per onorare quanti hanno perso la vita lavorando all'estero per garantire un futuro migliore alle loro famiglie e all'Italia intera. Grazie al Presidente Loris Basso. Ricordo che sono presenti anche Sergio Costantini Cesare dell'Ente regionale Acri per i problemi dei lavoratori e degli immigrati delle Raple, il Presidente Gino Gregoris dell'Ente Friulano Assistenza Sociale, Cultura, Migranti e Fasce, Petrei Giuseppe dell'Associazione Lavoratori e Migranti del Friuli Venezia Giulia Alef e Zuccolin Bruna dell'Ente regionale Acri per i problemi dei lavoratori e migranti e Raple come vicepresidente. Adesso è un onore per me dare la parola e un ringraziamento particolare al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, al Presidente Roberto Ciambetti. Prego Roberto. Grazie Piermauro, è un onore mio, perché permettetemi, con Piermauro ci siamo conosciuti 5 anni fa e abbiamo lavorato su tantissimi temi fianco a fianco, sia a Roma che a Bruxelles, e veramente ti ringrazio perché più volte ci siamo interscambiati anche in ruoli, competenze e impegni, e quindi veramente grazie per questi 5 anni di lavoro fatti assieme e anche con risultati interessanti in tantissimi campi. Dicevo, è un onore per me essere con voi a ricordare le 31 vittime della tragedia di Isur. 2 francesi, 8 lavoratori della provincia di Vicenza, 4 dal Bellunese, 3 di Pordenone, 5 di Udine, 3 di Cuneo e poi 1 ciascuno da Treviso, Bergamo, Brescia, Como, Torino e Reggio Calabria. Il più giovane, il già citato 23enne Giuseppe Giampaoli da Pagnacco, i 2 più anziani, il bresciano Emilio Lancini e il calabrese Giacomo Tevere, entrambi di 52 anni. La presenza preponderante di veneti e friulani, all'epoca uniti in un'unica regione, tra le vittime riflette la composizione dell'emigrazione italiana nell'area pirenaica francese e più in generale in Francia, con oltre 59.000 censiti veneti friulani. Erano la prima componente, seguita da quella piemontese con circa 31.000 lavoratori, quindi lombardi circa 20.000. Specificatamente nella regione di Tolosa si stimavano circa 32.000 lavoratori di cittadinanza italiana. La tragedia di Isur, dimenticata nel volgere di poco, perché travolta probabilmente dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è una testimonianza drammatica di un modello di sviluppo in cui i sistemi di sicurezza e la tutela delle vite umane
non erano assolutamente presi in considerazione al pari di forme di tutela ambientale e che erano ben lungi da essere un problema. Quelle vittime sono frutto di un modello che antepone il profitto privato, l'arricchimento di pochi al bene comune, un modello che ancora oggi affascina troppi speculatori senza scrupoli, un modello che è diventato insostenibile non solo in termini ambientali ed ecologici, ma anche etici e morali. L'anno seguente della tragedia di Isurte, il 28 febbraio del 1940, ad Arsia, in Istria, si consumerà la più grande catastrofe mineraria della storia dell'Italia, con 185 vittime e 146 lavoratori feriti, in buona parte istriani, ma anche veneti, friulani, lombardi, emiliani, toscani e sardi. E si badi che la tragedia istriana era stata preceduta da altri incidenti nelle miniere di Arsia, 13 vittime nel 1937 e 7 vittime nel 1939. Ho voluto qui idealmente unire le tragedie di Arsia e Isurte perché praticamente sconosciute alla maggior parte, dimenticati dai più. Ad altre seguiranno quelle che ha già citato il presidente Moretto. Quante di queste tragedie, a parte Marcinelle, sono ricordate? Quante di queste sono vicende scritte nei libri di scuola? Non voglio tediarvi appunto per citare nomi, luoghi lontani nel tempo e nella storia, che purtroppo ha molte tappe e troppe croci. Vorrei dire, parafrasando Ungaretti, che nessuna croce nel nostro cuore manca e siamo qui proprio per questo, ma siamo qui anche per dire che dobbiamo essere fieri della storia della nostra terra, della nostra gente, di quegli uomini, donne, vecchi, adolescenti, costretti ad abbandonare la loro casa per cercare miglior fortuna altrove. È stato grazie anche al loro lavoro, ai loro sacrifici, alle loro rimesse mandate a casa, se da poveri che eravamo oggi possiamo godere di qualità della vita un tempo insperati. Se guardiamo al nostro benessere e pensiamo alla tragedia di Isurte, sentiamo quanto noi dobbiamo a questi nostri compatrioti e alle loro famiglie e quanto sia un nostro preciso dovere etico e morale perpetuare la loro memoria e narrare ai nostri figli, insegnare alle generazioni dei più giovani le loro vicende affinché comprendano quanto duro e tragico è stato il cammino percorso per arrivare al nostro benessere odierno. Vorrei che quella storia fosse monito e guida per questo. Concludo allora con una mia riflessione, riandando con speranza alle parole di Karol Wojtyła, San Giovanni Paolo II, nel suo messaggio per la 90ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato nel 2003. Costruire condizioni concrete di pace per quanto concerne ai migranti e ai rifugiati significa impegnarsi seriamente a salvaguardare anzitutto il diritto a non emigrare e a vivere cioè in pace e dignità nella propria terra. Grazie per l'attenzione. Grazie al Presidente Ciambetti, grazie Roberto per la tua testimonianza. Credo che insomma il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, la Regione Friuli Venezia Giulia, pur a tanti anni di distanza, grazie alla vicinanza, alla costanza, alla fedeltà che anche gli amici francesi hanno porto nel corso del tempo a questa vicenda e a questo amore che abbiamo sentito nelle parole di chi mi ha preceduto con gli italiani, consci gli amici francesi che con sacrificio i fratelli italiani portavano il loro lavoro per contribuire al progresso sociale ed economico delle loro terre. Quanti italiani in giro per il mondo hanno fatto questo? Quanti stranieri oggi in Italia fanno questo? E quindi bisogna avere, come è stato detto, l'umiltà di riconoscere la memoria. I fatti tragici che abbiamo raccontato, quello di Su principalmente, ma quelli che il Presidente Moretto e anche il Presidente Ciambetti ci hanno ricordato, molte volte sono vittime di un oblio, perché rappresentano un'Italia che era povera, che era
disgregata, nella quale la situazione anche sociale era in grossa difficoltà. È forse un'Italia che noi non vogliamo guardare, vogliamo girare pagina. Siamo tutti proiettati verso valori diversi, l'edonismo, lo ricordava Roberto prima. Ma la cosa principale è che secondo me questi avvenimenti, voi che li ricordate, che ce li avete testimoniati e che oggi noi ringraziamo, perché altrimenti il Presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia non avrebbe saputo cos'era ISU. E su quei morti, sugli 8 nostri corregionali, veramente cadeva l'oblio delle istituzioni, che è la dimenticanza peggiore. Perché è vero che dal punto di vista del sentimento, il ricordo del familiare tiene viva la fiamma di chi è morto. Ma se si dimentica l'istituzione del sacrificio si perde una parte della storia civile, dell'impegno civile, dell'impegno finalizzato all'interesse comune della nostra comunità. E allora questo ringraziamento per aver ravvivato questa memoria e aver in qualche modo consentito al Consiglio regionale di fare questa prima commemorazione, credo che sia in qualche modo anche un punto di partenza. Guardate, ieri è morto un altro sul lavoro, aveva 54 anni in Calabria, è morto. Cioè, le cronache ormai anche di questi morti sul lavoro non ci fanno più scandalo, no? Diventano trafiletti molte volte sui giornali. E su questo con l'amico Giuseppe Nicoli, col consigliere collega Nicoli, si è lavorato sulla sicurezza. Io credo che il Consiglio regionale nella prossima legislatura deve porsi, e lo dico anche a Roberto come Presidente dei Presidenti dei Consigli regionali d'Italia, sarebbe bene che il Consiglio faccia, così come abbiamo tanti osservatori sull'antimafia, un osservatorio sui caduti sul lavoro, presso il Consiglio, cioè un luogo fisico nel quale le varie competenze si confrontano su come arginare, migliorare, fare un'azione di solidarietà, di attenzione rispetto a questo. Cioè, io ne ho parlato anche con il Presidente Federica e credo che insomma la prossima legislatura chiunque guiderà questa regione dovrà porsi questo problema di creare questo osservatorio regionale sui morti sul lavoro. E credo che se lo faranno anche le altre regioni creeremo anche una solidarietà fra di noi che in qualche modo faccia sì che quel sentimento civile su ogni caduto sul lavoro sia un monito di una nostra sconfitta, di una sconfitta delle istituzioni prima di tutto. E dicevo prima agli amici francesi che sono qui oggi, a tutti coloro che hanno consentito questo, vi ringrazio anche personalmente, perché guardate negli interventi che ci sono stati, principalmente quello dell'amico Roberto, cioè il tentativo che dobbiamo fare è di ribaltare un po' la piramide. La piramide che purtroppo oggi vede molte volte il capitale prevalere sul lavoro e il lavoro sull'uomo. Ecco, noi dobbiamo ritornare a ribaltare quella piramide per cui deve essere l'uomo che deve prevalere sul lavoro e il lavoro sul capitale e non viceversa. Cioè il valore della dignità dell'uomo è principale ed è irrinunciabile. E quindi veramente con senso di grande gratitudine tutti gli amici, dalla consigliera Spagnolo, il consigliere Barbisan, l'autrice Erenza Bandiera, il presidente Moretto, anche il presidente Basso che so che è impegnato a certificare questa memoria che possa insegnarci per il futuro. Per finire al collega e amico presidente Roberto Ciambetti, credo che insomma, ecco, momenti di questo tipo, avvenimenti come quello, pur nella loro sobrietà, nella loro semplicità, certificano innanzitutto che l'attenzione degli ultimi, perché queste sono storie che ci hanno raccontato le persone che se lo ricordavano, cioè nella memoria delle persone. Non c'è stato uno storico prima, non c'è stato un libro di storia, un grande intellettuale a ricordare i caduti di Sur, sono state le persone del luogo che ne hanno portato la memoria fino a farla diventare oggi comune, portandola all'interno del consesso dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, come è stato fatto poi nel Veneto e in altre realtà. E quindi lo sforzo di pochi che, mantenendo nel cuore la memoria, sono riusciti a parlare a molti. Ecco, a noi sta la responsabilità di continuare a tenere questa testimonianza finalizzata, come è stato detto, al futuro, perché eventi di questo tipo non accadano più, ma perché non ci sia più la sconfitta dell'umanità quando un uomo perde la vita
perché esce da casa per mantenere i propri figli e a quella casa non torna più. Grazie al Consiglio regionale, facciamoci un grande applauso tutti e credo che insomma so che siamo impegnati. E la commemorazione finisce qui, approfitto, c'è però lo faccio a Roberto, poi ce n'è uno per ogni partecipante, a consegnare a Roberto il sigillo del Consiglio, della Presidenza del Consiglio regionale. È una pubblicazione, insomma, dopo 5 anni. Sì, magari se i francesi vogliono scendere, colleghi, facciamo una foto con tutto il Consiglio. Anche perché c'è una breve consegna del signor Ruffini. Ah, bene, allora se magari possono, io sospendo, allora intanto sospendo la seduta per alcuni minuti, do tempo ai colleghi e amici francesi se vengono qui, così facciamo anche una foto di ricordo con tutti. Grazie. La seduta è sospesa.